Oggi 25 aprile 2019 siamo insieme a Dino Piacenti alla Liberazione dei Sogni. Ciao Dino. Grazie dell'invito, benvenuti, siamo in un posto fantastico, bello, che è Cimitile, dove festeggiamo insieme un compleanno importante. Quando si parla di agenzie di animazione e comunicazione è sempre una bella cosa, perché l'animatore è una professione che fa sì che le altre persone si divertino, chiaramente con la loro simpatia, la loro semplicità, quindi ben vengano queste agenzie di spettacolo animazione come la Hollywood di Gennaro. Anche tu sei uno speaker, un presentatore, hai fatto radio tantissimo nella tua lunga carriera. E com'è nato però il tuo sogno? Allora, io ho iniziato questo lavoro lo scorso millennio, tu non eri ancora nata, quindi parliamo degli anni, fine anni 70, e ti dico che all'epoca, diciamo all'epoca dei Fiorello, dei Carlo Conti, di Bonolis, c'era poca concorrenza, non c'era internet, non c'era Facebook, non c'era Instagram, non c'era YouTube, quindi oggi le persone che vogliono fare questa professione hanno dei vantaggi enormi rispetto a noi, perché noi avevamo soltanto la televisione analogica, non tanto digitale, quindi dovevi essere bravo per mandare un provino magari a una rete nazionale come la Rai o Canale 5, dovevi prepararti uno showcase fatto bene, uno showreel, metterlo in busta, metterci il francobollo, scrivere su foglio con la penna e inviare. Oggi invece tu sei bravo, hai un progetto, lo mandi in rete in tutto il mondo e hai sicuramente molta visibilità, e se piace hai subito il secondo incontro, capito? E invece c'è un sogno che ancora non è realizzato? Mi ritengo una persona molto fortunata perché ho iniziato questo lavoro giovanissimo, ho fatto le migliori radio regionali e nazionali, le migliori televisioni regionali e nazionali, sono un giornalista, sono un editore televisivo, un editore magazine, sono 3 strumenti, chitarra, piano e tastiera, quindi ho fatto dei dischi. Il sogno che mi manca e penso di realizzarlo tra qualche anno è scrivere un libro. A noi te lo auguriamo allora. Grazie mille Dino, un saluto alla fine agli amici di Street News e ai nostri amici della Hollywood Animazione. Street News è proprio una strada, una nuova strada, no? Nuova strada, esatto. A Napoli un vicolo nuovo. Esatto. Ciao. Ciao, grazie.